Il giorno è arrivato, la Benna, a Zanna, la parte più alta della storica struttura in cemento, è l'inizio dell'abbattimento della gradinata est dello stadio Appiani, lo storico stadio del calcio Padova, dove i biancoscudati misero a segno l'impresa della promozione in Serie A. Dopo molte discussioni, tante polemiche, grazie ai fondi del PNRR sono arrivate le risorse per riqualificare l'area che si affaccia su via 58esima Fanteria, che unisce Prato della Valle ai bastioni della Licorno. Ridaremo un nuovo volto alla strada, daremo una nuova opportunità all'impianto sportivo della Piani, ricostruendo una nuova tribuna adatta anche alle nuove funzioni che oggi lo stadio sta avendo, che è quella di uno stadio del settore giovanile, riportando l'immagine antica del 1924 con la collinetta. Occhi all'insù, lo sguardo emozionato, l'assessore allo sport Diego Bonavina, ex calciatore del Padova, osserva i lavori della Ruspa. Per lui questa giornata rappresenta un momento storico. Oggi sentire che ci si lamenta perché la gradinata rappresentava il vero Appiani, il tempio del calcio e quant'altro. Insomma, per 30 anni ci siamo dimenticati di questo stadio. Quando si è passati dall'Appiani all'Euganeo, tutta Padova era felice di arrivare all'Euganeo, e oggi che si prende una decisione sofferta ma assolutamente propositiva, perché quello che è importante sottolineare è che con questo abbattimento noi oggi diamo l'inizio a una nuova era per lo stadio Appiani, perché noi lo vogliamo assolutamente riqualificare. Il cantiere durerà un paio di mesi, ci vorranno 3 settimane solo per la demolizione, poi la realizzazione del terrapieno verde. A cambiare volto non sarà solo l'Appiani, ma anche l'area circostante, con la creazione di una ciclabile e lo stombinamento della Licorno, lo storico canale che dà acqua a Prato della Valle. E mentre le ruspe lavorano ad osservare la gradinata che cede pezzo dopo pezzo, sono tanti padovani e tifosi accorsi per salutare una parte della storia della città e della sua gloria sportiva. È un pezzo di storia, di tradizione, di passione padovana, pare impossibile che non ci siano i fondi per metterlo a posto. È proprio straziante.